È necessario cambiare. Cambiare la mentalità dello stare al volante, cambiare il modo di pensare ai pericoli della strada. A dirlo la referente trevigiana dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Paola Conte Bortolotto, che anche quest'anno ha organizzato il consueto incontro con i ragazzi delle scuole per sensibilizzarli sul tema degli incidenti stradali. Capire che non ci siamo solo noi, che possono esserci delle situazioni così che noi non possiamo prevedere, imprevedibili, quindi essere sempre più prudenti e pensare anche a quello che può capitare, cioè a quello che le altre persone possono provocare, delle cose impreviste. Oltre 200 persone hanno partecipato all'appuntamento caratterizzato da un momento forte, di grande impatto, la testimonianza del dottor Romeo Jadan del Suen di Crespano, che attraverso un video ha raccontato la sua esperienza sul campo. Hanno capito che là si faceva sul serio, perché erano delle testimonianze, delle cose che il dottore ha lavorato sul campo, quindi lui lavora sul campo, ha portato delle testimonianze vere, non sono filmati fatti con gli attori. Dopo il terribile incidente costato la vita a 4 giovani ragazze di Verona, si è riacceso con forza il dibattito sulla necessità di istituire il reato di omicidio stradale. L'omicidio stradale deve essere visto a sé, una cosa particolare. E noi, oppure ci devono spiegare perché non può esistere. L'impegno dell'associazione e dei suoi legali continua sollecitando i politici affinché ci si muova in questa direzione e affinché il dibattito non si riaccenda solo quando accade qualche tragedia stradale. Sto sollecitando i parlamentari nostri veneti, anche qua del Trevigiano. Ho ricevuto una risposta dalla senatrice Bisinella che ci ha assicurato che stanno portando avanti anche loro un disegno di legge.